Giovanni Antonio Canal, da tutti conosciuto con il nome di Canaletto, è considerato da molti esperti il maestro del vedutismo veneto. La sua eccellente capacità tecnica nel realizzare fedelmente le architetture nei minimi particolari gli valse notorietà ma anche forti giudizi positivi e negativi. Alcuni critici nel corso degli anni hanno avuto opinioni negative sull'artista, considerandolo un eccellente pittore tecnicamente dotato ma nient'altro che un pittore fotografo, capace soltanto di riprodurre la realtà troppo fedelmente e privo di quella passione ardente che dovrebbe animare il vero poeta. Tra questi il critico John Ruskin nel 1843 accusò Canaletto di essere soltanto un imitatore della natura e un cattivo pittore. Niccolò Tommaseo, nella sua opera Bellezza e civiltà o delle arti del bello sensibile, pubblicata nel 1857, affermò che Canaletto fosse un artista di grande qualità, ma che fosse soltanto una porzione di artista, e che l'arte non doveva essere imitatrice dell'arte, ma un mezzo per illustrare la natura e rinnovarla di generoso affetto. Qualcuno, come Gino Damerini, drammaturgo, nel 1912, parlando di Canaletto e paragonandolo a Francesco Guardi, si espresse così: Guardi, infatti, si impadronisce del nostro spirito quando già il nostro spirito trova Canaletto antiquato o soverchiamente rigido. Dalla seconda metà del Novecento i pareri favorevoli sull'arte di Canaletto diventano positivi e all'artista si riconosce uno straordinario talento e una personale capacità interpretativa della realtà. Lo storico dell'arte Roberto Longhi si espresse positivamente parlando dei dipinti di Canaletto come di vere poesie e definendolo il grande Antonio Canal. Al di là delle posizioni assunte dai vari storici dell'arte e dai critici d'arte, a Canaletto va riconosciuta l'indubbia capacità di rappresentare la realtà in modo sincero e realistico, raccontando fedelmente pezzi di paesaggi e momenti di storia come un capace cronista saprebbe fare. Canaletto si lasciò sedurre da una interpretazione del vero in maniera schietta e sentita, realizzando scorci di realtà attraverso una bella pittura, dando risalto e importanza alle architetture e relegando la figura umana ai margini di un racconto lineare e preciso. Elemento fondamentale della sua poetica è la luce. L'illuminazione naturale, trattata con maestria, conferisce alle vedute atmosfere concrete e allo stesso tempo eteree. Osservando da vicino i paesaggi urbani di Canaletto si rimane colpiti dalla perizia tecnica con cui sono stati tratteggiati fedelmente gli edifici. Tale precisione fu possibile grazie alla camera ottica. Al suo interno si faceva passare la luce da un piccolo foro, restituendo su una superficie piatta l'immagine capovolta della realtà. I contorni venivano poi ricalcati dall'artista e trasferiti sulla tela. Le prospettive ottenute con questo metodo risultano estremamente realistiche, quasi fotografiche, a tal punto che oggi è possibile comparare alcune vedute di Canaletto con foto dello stesso luogo riprese oggi, per rendersi conto di quanto siano poche le differenze. Dalle prime commissioni ottenute nel 1716 e realizzate insieme al padre e al fratello, anch'essi artisti, Canaletto intraprese un percorso artistico personale e unico che lo consegnò alla storia dell'arte come uno degli interpreti più validi e talentuosi di sempre. Fu un artista molto apprezzato nel suo tempo e viaggiò molto. Per un periodo di tempo si trasferì in Inghilterra dove continuò a realizzare splendide vedute, sempre con eccellenti risultati. Amato e snobbato dalla critica, Canaletto ha saputo raccontare paesaggi complessi con raffinata tecnica e preziosa sapienza. Forse non è sbagliato considerarlo il maestro del vedutismo veneto.